Dober večer še v Kinodvoru, Kurja pol 2, Mario Bava 101. Dobrodošli na enem mogoče najbolj posebnih filmov, predvsem tudi filmov z najbolj posebno zgodbo in zgodovino. Film Kani Arrabbiati Marija Bave, tako zvani prekleti film, film Modi, ki ga ni Bava nikoli dočakal, nikoli ga ni sam videl. Obenem tudi film, ki je na nek način drastično drugačen. Že na prejšnji projekciji sem rekla, da se zdaj pomikamo v te bolj sodobne, bolj eksplicitne vode. Tukaj tudi preskočimo kronološko in gremo torej v leto 1974. Zdajle bova naredila midva z našim posebnim gostom malce daljši uvod, ker imamo končno malce več časa in vmes bo tudi možnost za vaša vprašanja, na voljo je tudi mikrofon. Tako da vas bom pozvala, če boste imeli kakšno, pol retrospektive smo si tako rekoč ogledali. Ni treba, da se pogovarjamo samo o tem filmu, je film, o katerem se da pogovarjati že pred ogledom in se mi zdi, da je zanimivo več konteksta o tem filmu. Zdaj pa na oder kar vabim našega posebnega gosta, prosim, da ga pozdravite še v Kinodvoru, Lamberto Bava. Grazie ancora, grazie a tutti, buonasera. Se vam zahvaljuje, dober večer vsem. Cani Arrabbiati è uno di quei film, come ha detto Masha, completamente fuori dal genere di film che aveva fatto mio padre fino a quel momento. Torej, Cani Arrabbiati, Stekli psi, tako kot je rekla Masha, je totalno drugačen od drugih filmov, ki jih je Mario Bava naredil do sedaj. Era una piccola novella americana che mio padre aveva trovato su un libro di questi gialli Mondadori. To je krajša ameriška novela, ki jo je oče dobil v neki majhni knjigici od džaljev. E comprò lui i diritti di questa novella per farlo. Pravice te novele. Da quel momento possiamo definire questo film un film maledetto. Od tistega trenutka lahko definiramo ta film, film Modi. Perché mio padre era in contatto, comprò i diritti, lo portò da una produzione di suoi amici per farlo e per 2 anni non si fece. Torej, zmenil se je, da bo pač ta film naredil tudi skupaj z nekimi prijatelji, vendar v bistvu so uporabili še 2 leti, preden so sploh začeli narediti ta film. Poi entrarono dei produttori americani, degli altri produttori e infine fu acquistato per poter fare da una grande produzione che era la produzione di Roberto Loyola. Potem so se vključili še neki drugi ameriški producenti, na koncu pa je ta film kupil neka velika ameriška produkcija, ki je bila Roberto Loyola, ki jo je vodil Roberto Loyola. Il film fu cominciato bene, con attori giusti, scelti, poi vi racconterò anche delle cose delle riprese, però la storia di questo film è successo che mentre giravamo questa grossa produzione fallì proprio da fallimento con gli ufficiali giudiziari. Torej, film so začeli snemati z dobrimi igralci in pač vse je šlo dobro, dokler žal je pač ta velika produkcija bankrotirala, pač totalno ekonomsko bankrotirala. Noi riuscimmo a finire il film, dico noi perché io ho partecipato, ero sia l'aiuto sia anche, ho girato anche delle scene di questo film. In zato jim žal ni uspelo dokončati montirati tega filma in on je tudi sodeloval pri produkciji, pri direktiranju tega filma. Riuscimmo a fare un primo montaggio. Uspelo jim je narediti prvo montažo. A quel punto mancava tutto, il film era solo assemblato, mancavano molti dettagli da girare in seguito, che si fa così di solito, prima si monta un film, poi quello che manca viene fatto dopo. Vendar je manjkalo še vedno veliko detajlov in itak zaradi tega, ker produkcija tega ni mogla financirati, pač niso morali dokončati tega. E un giorno, cosa mai accaduta prima nel cinema, penso in Italia almeno. Torej, nekega dne pa se je zgodilo nekaj, kar on misli, da se ni nikoli zgodilo prej v italijanskem kinu. Ci telefonò l'assistente al montaggio dicendo
sono arrivati gli ufficiali giudiziari e hanno sequestrato la copia del film, della copia appena montata del film. Torej, nekega dne pa ga je poklical asistent k montaži in mu je povedal, da so prišli ti Pravni izvedenci in pravniki. zaplenili vas Ja. rough cut, torej kopijo, ki so jo vmes že konsekutivno montirali. in so odvzeli pač te avtorske pravice in film. Mio padre non riuscì mai a finirlo, passarono 20-30 anni nel mentre anch'io avevo una produzione abbastanza grossa, ho cercato di comprare i diritti, non ci sono mai riuscito. In zato pač njegov oče ni utegnil dokončati filma, medtem je pa šlo 20-30 let in njemu, Lamberto Bavi, še vedno ni nikoli uspelo kupiti tega filma. Poi sono passati 30-40 anni, non lo so, una cosa del genere. Po 30-40 letih Un giorno mi telefona l'attrice del film, Lea Lander, e mi dice sono riuscita a ottenere i diritti del film. Allora dico, bene, Torej, po 30-40 letih ga je poklicala igralka Lea Lander, ki je tudi nastopila v tem filmu in mu je rekla, da je končno uspelo kupiti avtorske pravice. io gli ho detto, io ho una produzione, te l'ho messo a posto io gratis, perché è un omaggio a mio padre. In on je rekel, da bo sam pač montiral ta film gratis, zato ker pač si je želel to narediti v časti njegovega očeta. Non l'ho sentita per un anno buono, tanto io stavo lavorando con i miei progetti. In za eno leto jo pol ni slišal, zato ker on je delal še na nekih drugih projektih. Un giorno mi arriva in ufficio un DVD dove c'era scritto semaforo rosso. Dico io, e che cos'è? Nekega dne je pa dobil v njegovem uradu nek DVD, nekega filma, ki se je imenoval Semaforo Rosso, torej rdeči semafor, in se je spraševal, kaj je to. Una ragazza dell'ufficio lo guarda e mi dice guarda che è il film quello di tuo padre di cui parli sempre. Allora a quel punto ho visto questo film e devo dire lì per lì ho trovato il film, il montaggio, quello fatto la prima volta che andava rivisto e aggiunto, un doppiaggio italiano che faceva paura. Okay. Torej, in je pol mu je ena punca, ki je tudi tam delala, mu je rekla, da to je tisti film njegovega očeta, o katerem se je toliko govorilo, torej ta Stekli psi. In ga je pogledal in poleg tega, da se pač videl je montažo njegovega očeta, vendar na primer italijansko sinkroniziranje je bilo grozno. E le musiche che erano state nella prima versione appoggiate dal maestro, ma non erano quelle che avrebbe dovuto fare per il film, erano musiche di altri film messe per la prima versione come si fa in tutti i film. In zamenjali so tudi začetno glasbo in so pol dali neke drugo glasbo, ki v bistvu ni spadala. Io mi arrabbiai moltissimo, devo dire, poi non so come non sono riuscito a rintracciare Lea Lander. Anni dopo, passano altri 5, 6, 10 anni, mi chiama Alfred Leone, un produttore che aveva fatto tanti film con mio padre. In on se je zelo jezil, ko je videl ta film in tudi če je poskusil dobiti to Leo Lander, mu ni uspelo. Nekaj let kasneje pa ga je poklical Alfred Leone, ki je bil tudi producent njegovega očeta. E io gli dissi, e lui mi disse, io vorrei che tu finisci il film come voleva tuo padre, visto che anch'io ero l'unico che aveva il copione originale, le cose da fare e tutte queste cose. Ta Leone ga je vprašal, oziroma mu je povedal, da on si želi, da Lamberto Bava dokonča film po originalnih zapiskih njegovega očeta, ki jih je on imel. Con Leone, mio figlio Roy, facemmo quello che mancava, queste scene che mancavano, queste piccole scene che mancavano, aggiungendo anche un finale. Potem so pol z Leonetom in njegovim sinom, od Lamberte sin Roy, so dokončali film in so dodali še nekaj dodatnih scen, tudi dodaten konec so dali. Il musicista, che non mi ricordo il nome in questo momento, ma che è anche un premio Oscar tra le altre cose. Stelvio Cipriani. Stelvio Cipriani fece le musiche per il film. Glasbenik Sergio Cipriani je naredil glasbo za film.
E il film, posso dire che la grande soddisfazione di vederlo finito l'ho avuta perché la prima proiezione del film è stata fatta a Los Angeles, all'Egyptian Theatre, che è un altro cinema come questo che ha una storia, è il cinema dove i primi premi Oscar erano assegnati lì, quindi, e con una sala stracolma di gente. Questa è stata la mia più grande soddisfazione pensando a mio padre. Torej, največje zadovoljstvo pri tem filmu je to, da so da ga je pač poleg tega, da so ga dokončali, je to, da so pol ta film predvajali v Los Angelesu per la premiera. Sì. Za premiero v Egyptian Theatre, ki je tudi zelo, zelo pomemben kino, ki ima tudi zgodovino in v katerem se je tudi zgodilo veliko stvari. Il film è un film per l'epoca, ma anche oggi, abbastanza cattivo, vero, duro. Torej, film je bil za tiste čase zelo tak zloben, oster, težek film. E non si raccontano mai le storie dei film, ma quello che vorrei dire è che è il dopo di una rapina andata male in tempo reale. Quello che dura il film dura la storia nella verità, 1 ora e mezza. Torej, film govori o tem, kar se zgodi po nekem zelo krutem ropu in v bistvu to se zgodi v realnem času. Torej, to, kar se zgodi v filmu, se zgodi pol tudi v realnosti. Tutto qui, e penso di aver finito. In to je to. Grazie. Torej, to, kar se je hotel povedati, da je film posnet v real timeu, kar je za tisti čas bilo vendarle neka posebnost, še posebej v Italiji, ena redkost. Ne, da se je rop resnično zgodil v resničnem času, čeprav se je marsikjer zagotovo vse. Jaz bi vam pa zdaj dala možnost, ker imamo danes majčkeno več časa, če ima kdo kakršnokoli vprašanje za maestra Lamberta, prosim, cominciamo con une domande. Andrej? Hvala. Imam 2 vprašanja. Prvo, začetni prizor z žensko, ki joče, a je to dodano pozneje, a ste to vi, gospod Lamberto Bava, režirali, ali je to že bilo v filmu? Drugo, kar bi rad vprašal, nasilje v tem filmu je zelo rezko, umazano, sadistično, kar je bilo značilno za 70. leta in nekako je to tip nasilja, ki tudi vidimo v Clockwork Orange in v Straw Dogs. A je to bila neka vrsta reakcije na italijansko družbo v tem času, v 70-ih? Hvala. Posso rispondere? Sono 2 domande. vprašanje. La prima è la parte della donna, ossia della madre, diciamo, Torej, che arriva. Ker je ženska, ki se joče. E in alcuni casi c'era nella sceneggiatura alcune cose. Torej, nekatere reči so bile že v začetnem scenariju. Siccome il film era corto, Ker je bil film zelo un film kratek. deve essere intorno a 1 ora e 30, mio padre aveva parlato con Alfred Leone, che era uno dei produttori americani dell'epoca, che non erano entrati, di questa possibilità di aggiungere questa scena, queste cose. Njegov oče se je pač pogovoril pol z Albertom Leone in o tej možnosti in se je pol odločil, da bodo pol dodali čez to sceno noter. Questo per quello che riguarda. Per quello che riguarda il film, è un film. Allora, la storia è una storia, sì, quello ho detto prima, è molto duro, non ha nessun fine politico, era una novella che poi, se dico questo, poi svegliamo tutto il film, però la durezza non è della rapina solo, è di quelli che sembrano buoni che non sono buoni. Torej, film je, kot Per je že girare intorno senza rekel, je zelo krut in trd film in pač njegov namen ni to, da bi bil tudi konec filma, namen konca filma noče biti pač političen film. Scusa. Ampak hoče sem pač pokazati res to krutost tistega časa tudi. Dico anche una cosa, allora, il protagonista del film, il papà, che è Riccardo Cucciolla, un grande attore italiano. Filma, ta oče, Riccardo Cucciolla.
che era l'attore che mio padre voleva per fare quella parte. Je bil točno tisti igralec, ki si ga je njegov oče želel za to vlogo. Quando entrarono gli americani nella cosa che ho raccontato io, dissero che Riccardo Cucciolla per gli americani non contava nulla perché non era americano. Ko so se Američani bolj vključili v snemanju tega filma, so rekli, da pač ta Riccardo Gucciola njim nič ne pomeni. Però ci diedero un attore, un grandissimo attore americano, che di fronte al nome di quell'attore, alla bravura di quell'attore non potevo dire niente. Oni so si želeli pač ameriškega igralca in zato so pol vključili namesto tega italijanskega nekega zelo velikega ameriškega igralca, ki lih tako proti temu italijanskemu pač je bil res velika figura. L'attore era Allittieri, sapete tutti chi è Allittieri, il numero 3 o il numero 4 nel Padrino, insomma, dico, parliamo di attore veramente grande. Ta igralec je bil Allittieri in je igral v Botru v 3. in 4. delu. Anche per questo io lo ritengo un film maledetto. In zato ga tudi on pač... Perché devo dire la verità, anche se Allittieri è morto. Okay. In tudi pač, zaradi tega je zanj to film modit. Cominciamo a girare con Allittieri, era drunk tutto il tempo, non si poteva girare. Pač, ko so začeli snemati s tem igralcem, je bilo grozno, zaradi tega, ker ta igralec je bil dopo pač cel čas pijan. Dopo 3-4 giorni gli stessi produttori americani dissero: Mario, non abbiamo scherzato, ricomincia il film con l'attore che volevi te. Po 3-4 dneh so sami Američani pač rekli, ja, pač, hecali smo se, rajši dobimo nazaj italijanskega igralca. Še kakšno vprašanje mogoče? E poi, per non fare più di spoiler, li facciamo per vedere il film? Sì. Torej, samo za konec naj še povem, torej znano je, da obstajata nekako dve verziji filma. Ena se imenuje Kani Arrabbiati, druga na nek način Kidnap, tako je dal na koncu naslov producent Alfredo Leone, tak naslov bo nosila tudi ta verzija, torej, ki jo gledamo. Odločitev, katero verzijo kazati, je izjemno težka. Veliko ljudi meni, da je prva verzija, ki je v bistvu samo rough cut prenešen na film in video in pa s tem demotom Stelvija Ciprianija v resnici boljša. Po pogovorih z Lambertom, preden je prišel na festival, sem se jaz odločila, da seveda prvič zaradi njegove prisotnosti in drugič zaradi tega, kar mi je povedal in kar je povedal vam, tako o glasbi kot o tem, da je naredil to drugo verzijo dejansko po scenariju Marija Bave in da so v tisti prvi verziji manjkale stvari, ki jih je on želel še dosneti, smo se seveda odločili, da pokažemo to verzijo, odločitev pa prepuščamo vam, ker boste si zagotovo poiskali tudi tisto drugo in potem še sami mogoče primerjali. Siccome a me non mi è mai piaciuta questa cosa della doppia versione. Pač njemu ni nikoli bila všeč ta dvojna verzija, ta stvar od dvojne verzije. Solo per parlare della musica. Pač la musica che c'era su quello che si chiama, che per me non era una prima versione, ma era la musica appoggiata in moviola. Torej glasba, ki je v tako rečeno prvi verziji. Pač era musica dello stesso autore ma di altri film. Je bila glasba istega avtorja, ampak iz različnih filmov. Qui Cipriani aveva già scritto la musica del film, ma essendo fallito non aveva potuto andare in sala a farla con l'orchestra, capito? Torej Cipriani je že pripravil glasbo za film, ampak zaradi tega, ker je pol ta produkcija bankrotirala, si niso mogli privoščiti orkestra, da bi pač film s celo glasbo pripravili. Ossia, tra le altre cose, fare quest'ultima versione, questa versione definitiva, è un processo che è costato parecchio, perché si è riusciti a finire un film senza lasciarlo praticamente nudo. Torej, to, da so pol pač produkcija tega filma, na koncu bi se bilo nekaj, kar je pač bilo kar drago, ne? In lahko mi dici ancora l'ultima parte, senza lasciarlo nudo. Nudo, era nudo prima, gli avevamo messo il vestitino. Se je pol rekel, da so oni na nek način oblekli ta film, da ga niso pač pustili nagega. Che è quello che avrebbe voluto mio padre. Kar je točno tisto, kar si je njegov oče želel. Io non ho fatto quello che ho aggiunto, giudicando quello che facevo. Ho solo pensato a
fare quello che mio padre aveva scritto sul copione e che voleva fosse fatto. Non avevo nessun altro interesse, tra le altre cose. On, Poi può ko essere je pure che è posnel più to brutto, zadnjo non lo verzijo so. filma, pač ni nič razmišljal o tem, kakšna je, oziroma ni obsojal to verzijo, ampak je enostavno naredil tako, kot si je njegov oče želel in tako, kot je mislil, da bi si njegov oče želel. Però chi ha scritto delle cose di questo tipo che ho sentito prima, sicuramente soprattutto non capiva l'italiano, perché la versione definitiva di Semaforo Rosso c'era un doppiaggio italiano che agli italiani che fanno cinema faceva ridere perché era fatto come da dilettanti, capito? Ossia era una cosa insentibile, capito? Pol je spet govoril o sinhronizaciji pri Semaforu Rosso in je pač je zelo skritiziral, zaradi tega, ker so jo naredili na zelo slab način. In tutti i casi prendetelo com'è, finalmente è questo. Torej, in to je pač film in sprejmite ga takega, kot je. Kot je Lamberto meni rekel, to ni director's cut, ne? Ampak kljub temu je to mojstrovina. Director cut Ho non c'è. detto questo, che non c'è un director cut ma è un masterpiece. Sì, director cut dopo 40 anni era un po' difficile, insomma. Je rekel, da director's cut po 40 letih bi bil pač kar težka stvar. Penso tutti i casi che un film finito da un figlio e un nipote è forse una garanzia, non lo so. In da verjetno film, ki sta ga dokončala oče in vnuk, je bil pač garancija. No, è quello è Tim Lucas, che io infatti una delle cose per cui Mi da bova zgleda nadaljevala tudi med filmom v kavarni s to debato. Ho detto che abbiamo molte cose da parlare di questo film più. Cominciamo con il film. Sì. Grazie Lamberto, Grazie a voi che hvala mi vsem, avete ker ste tukaj. sopportato. Grazie a loro che mi hanno sopportato. Hvala vam, ker ste ga pač poslušali sedaj. E forse qualcuno mi dovrà sopportare anche domani. In morda nekdo ga bo moral spet poslušati tudi jutri. Grazie, di Hvala. cuore, è un piacere. Iskreno. Aspetta. Jaz vas seveda še vabim, da po filmu ostanete še na naslednji projekciji Child of God Jamesa Franka. Jutri pa spet vabljeni seveda najprej v Kinodvor ob 7 na film Aleluja Fabrisa Dovelca, nikar zamuditi, potem pa smo spet seveda z Lambertom Bavo in z Marijom Bavo na krvavem body count dvojčku za veliki finale retrospektive v Kinoteki. Hvala, ker ste tukaj, uživajte v filmu.